Buonasera, la Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il referendum abrogativo dell'autonomia differenziata. Sono 7 anni che abbiamo questa bandiera con la scritta autonomia subito, sono passati tanti anni, troppi anni, e si poteva mai pensare che la Consulta smentisse se stessa dopo aver giudicato costituzionale proprio la legge Calderoli. Siamo alle solite, no? Guelfi e Ghibellini, animati proprio da una furia iconoclasta nei confronti dell'avversario, l'avversario che non deve essere affrontato ad armi pari, ma con trucchetti, tranelli, imboscate, come è successo in questi ultimi anni. Quindi è stato veramente merito del professor Mario Bertolissi, costituzionalista veneto, l'avere portato finalmente a termine questa battaglia, perché a questo punto tutte le balle che sono state dette, tutte le angherie che sono state fatte nei confronti dell'autonomia hanno a questo punto termine. D'ora in poi si andrà avanti, si dovrà intervenire proprio sui 7 punti su cui la stessa Corte ha eccepito, e come ha detto il nuovo Presidente della Corte Costituzionale bisognerà costruire un passo alla volta un grande edificio. Quindi ormai c'è uno spartiacque tra gli attacchi dell'autonomia e questa nuova fase. Come al solito si cerca di fermare gli avversari in maniera scorretta. Fateci caso, non esiste nel nostro vocabolario la parola fair play, perché qui si è pronti a tutto e si va avanti procedendo con gli uppercut e i colpi bassi senza esclusione di gesta e di azioni che possano compromettere il cosiddetto nemico. Dobbiamo collaborare per migliorare questo Paese, per renderlo più efficiente, soprattutto quando si parla di terzo mandato, secondo mandato. I mandati o ci sono dei tetti per tutti o i tetti devono sparire. Soprattutto deve sparire una legge elettorale che è la madre di tutti gli imbrogli e di tutte le scorrettezze, che non ci consente di votare i parlamentari, che sono votati dalle segreterie dei partiti e non dai cittadini. E questa vicenda dell'autonomia insegna.